allora la considerazione è questa: non è che la campagna elettorale si può fare da uno studio televisivo o mandare sul territorio dei manifesti. La campagna domanda che il candidato vada a trovare la gente là nel luogo dove la gente vive, perché solo andando si rende conto dei problemi che ci sono, li affronta, conosce le persone, che è un altro elemento fondamentale. Quindi cosa significa? Significa che in una circoscrizione così ampia bisogna fare chilometri, farne tanti, ore di coda, proprio perché il problema va vissuto direttamente. Qui poi siamo sul lago, lungo una strada, la Gardesana, che è particolarmente, come dire, bella per l'acqua che ha alla sua sinistra, le colline e gli olivi alla sua destra, ma anche lenta, un po' tortuosa, faticosa. Qui siamo in un ambiente dove direi che l'Europa può dire un sacco di cose, insomma, no? Qui si produce l'olio, si produce vino, quindi sul fronte agricolo abbiamo delle eccellenze, poi c'è il lago, il tema dei porti, il tema dell'uso delle acque, la sicurezza di queste stesse acque. Insomma, direi proprio una situazione che domanda una grande attenzione da parte di chi è candidato e punta ad andare in Europa per affrontare questioni di fondo del nostro territorio. Sei l'autore?